questo è un po' un problema. Professore, volevo chiedere a lei una cosa, alla luce anche di quello che ha raccontato il presidente Loison, partendo da un'azienda artigiana del territorio, piccolo e bello, piccolo ce l'ha fatta. Voi come, magari lei dopo nell'individuo, cioè nello specifico magari no, però molti docenti universitari di economia, economisti eccetera, ci stanno inculcando, e anche a livello politico, perché siamo partiti con Monti che ha fatto tutta una serie di percorso ben preciso, dove piccolo adesso farebbe schifo, cioè piccolo è nocivo, dovete fare le aggregazioni, dovete unirvi, dovete ingrandirvi, trovare il sistema, le fusioni non hanno funzionato, insomma piccolo sarà mortale. Come la vede? Perché qui piccolo è bello. Io non credo sia un problema di dimensione. E anche solo... Bauer, tutto sommato, piccolo e bello. Adesso vedremo, forse le altre imprese sono un po' più grandi. Però. No, allora, la dimensione, chiaramente se si identifica un modello di business corretto, la dimensione può essere un acceleratore importante, perché alcuni investimenti, diciamo, soprattutto in passato in realtà, perché parlava prima il Presidente Loison, l'utilizzo di Internet in realtà è alla portata di tutti, quindi questo ha facilitato molto alcune pratiche, quali ad esempio l'esportazione. Quindi una certa dimensione può essere importante, però non è quello che fa la differenza, non è un problema di piccolo o grande, è un problema di significante. Cioè, però, se uno ha un significato... sì. No, guardi, noi abbiamo, Loison fa 7 milioni di euro, 6 milioni di euro. Oggi sì. La Zermatt fa 230 milioni, 85, vabbè, quello che è. Sono comunque imprese molto diverse, non c'è una ricetta di dimensione, è un problema. A me fa piacere che lei lo dica, perché il patrimonio nostro nasce dal piccolo, è che ci ha terrorizzato e continua a terrorizzarci quando sentiamo dirci che quello che è stato il patrimonio della nostra realtà. Il problema è insignificante e brutto e significante e bello. Noi abbiamo parlato di imprese significanti, cioè imprese che riescono appunto a fare una proposta, imprese che hanno qualcosa da dire, imprese che fanno magari prodotti talmente unici da diventare universali, come il panettone di Loison, è un panettone che ha le stigmati del territorio, le stigmati della nostra cultura, è un prodotto unico, rappresentante in qualche modo significante della cultura italiana, che però viene ad essere capito e apprezzato in maniera universale. Il nostro vero problema non è lavorare su un mercato di massa, perché non potremo mai competere su questo, perché ci vogliono dimensioni importanti di economia di scala. Noi dobbiamo riuscire a creare, ad aggredire le masse di mercati. Tante persone, magari non a Natale, sono comunque contenti di mangiarsi un panettone perché lo apprezzano in maniera diversa. Ok, dobbiamo fargli una proposta che abbia un significato portatrice della nostra cultura, ma coerente con quelle che sono le loro aspettative. Io non credo sia un problema di dimensione. Ribadisco, la dimensione è un acceleratore, cioè la dimensione è un acceleratore perché permette di fare degli investimenti, ma se uno non ha niente da dire, è come dire, se lei da tanto tempo in trasmissione televisiva, uno può dire cose intelligenti, se ha cose intelligenti da dire, certo, con tanto tempo le dirà meglio, ma se non ha cose intelligenti da dire, può anche darle tutta la trasmissione e non dirà assolutamente niente di intelligente. Allora, la dimensione è un acceleratore. Il vero problema è distinguere tra imprese insignificanti e imprese significanti. Noi abbiamo posto questo accento. Imprese che possono essere imprese di proposta e, facendo leva sui valori, la cultura, la capacità di generare nuovi significati che abbiamo noi come territorio e l'abbiamo sempre avuta, riescono in qualche modo a invadere positivamente il mondo. Assessore, ma l'Europa riesce a comprendere le imprese significanti del nostro territorio, con anche tutta la progettualità che ci sta dietro? Perché in realtà io avevo fatto l'esempio di Monti perché si faceva l'attore, si è fatto l'attore portatore di interessi europei, chiamiamolo così, quindi di una certa portata, perché le imprese che sono significanti ma piccole dicono di avere delle difficoltà in un contesto di Europa, di progettualità di un certo tipo. Ma è del tutto evidente che anche qui è una battaglia che noi dobbiamo a livello europeo combattere, ben rappresentando il nostro Paese, e quindi quando è il momento delle scelte, delle decisioni, noi dobbiamo esserci a livello europeo. È vero anche che molto spesso io frequento Bruxelles perché sono nel Comitato delle Regioni e quindi ho modo di rendermi conto di come a volte anche lì tutto il mondo che gira attorno alla Commissione europea è un mondo che a volte è chiuso nella propria torre eburnea e molto spesso... Con tanta burocrazia anche lì. Lì peggio che in Italia, diciamolo, peggio che in Italia perché hanno due sedi, una a Bruxelles. Lo spreco e la burocrazia lì è proprio lo si prende col badile. Noi italiani abbiamo anche il difetto sempre di con la vedere benna, sempre la negatività in noi. No, ma è anche bello che lo tiri No, fuori. è una cosa da star male, da star male.
Eppure ci si rende conto che per esempio in tantissimi luoghi i paesi mediterranei, quindi non voglio dire solo noi italiani, ma anche gli spagnoli, anche i francesi stessi o comunque i greci, che ne so, altri, non fanno parte di di una determinata lobby. Mentre ci sono paesi che dettano decisamente le regole, sicuramente la Germania, ma per esempio se parliamo in un paese come il nostro che ha chilometri di coste e parliamo di turismo e parliamo di pesca, per esempio, ecco, la voce grossa la fanno i paesi del nord. con Allora dei voi parametri che noi immaginate non quando stabiliscono la grandezza dei buchi della rete, loro è tutto evidente che hanno un tipo di pescato che è completamente il diverso dal salmone è diverso nostro. dalla sardina. Sì, verso la sardina. Loro il vietare la pesca entro le 3 miglia fanno prestissimo, allora non gliene può fregare di meno, ma noi automaticamente perdiamo tutto quello che è il prodotto della vongola, del cannolicchio, Sì, sì, certo. della tellina e di quant'altro, che è un mondo straordinario, ma che loro non hanno neanche mai visto e mangiato. Quindi se non abbiamo noi la sensibilità di prenderli e portarli, cosa che facciamo quando ci riusciamo, e gli facciamo toccare con mano quello che sono, non per forza di cose, le cose che devono fare gli italiani, oh, che siamo sempre dipinti come non siamo, come un paese di arruffoni, anche un tanto al chilo pressapochisti. Non è vero, noi abbiamo delle realtà e delle necessità che abbiamo assolutamente ma anche la responsabilità di far conoscere, e quindi anche la nostra economia, anche le nostre imprese non sono le imprese né tedesche né tantomeno francesi, sono economie completamente diverse. Non voglio dire che loro le hanno peggiori delle nostre, non mi sognerei mai, però noi abbiamo delle peculiarità che ci distinguono nel mondo. Ma riusciamo come possiamo farle valere? Perché non per non essere schiacciati, appiattiti Bisogna esserci, bisogna lavorare, stare sul pezzo quando è il momento. Io continuo a dirlo, bisogna esserci. Bisogna anche avere dei testimonial come lei o degli ambasciatori che in un qualche modo diano un esempio di chiarezza, di fiducia, di stima e di competenza, cosa che spesso bisogna non c'è. conoscere, E su questo, per conoscere, per sapere anche come muoversi ci vuole cioè, grande esperienza. Cioè, persone al di sopra di ogni sospetto che in un qualche modo salvaguardiano tutto quello che è l'offerta delle aziende, credibili assolutamente, cioè, ecco, l'assessore ha detto cose talmente ovvie e nello stesso tempo che le fanno un onore pazzesco, ma se dovessimo guardare nel numero dei suoi colleghi o persone che rappresentano noi e lo Stato Italia, non si può dire che c'è una quantità. Le cose siano così, certamente. E quindi noi siamo purtroppo, lei può fare per la sua azienda la sua immagine, io per la mia, insieme ci siamo pochissimo di solito, perché se lei dice che il 95% in giro per il mondo vende i suoi prodotti, chiaramente in Italia la considera casa di campagna e quindi a malapena la domenica sta in famiglia. Ma anche voi penso che puntiate su qualcosa di estero. Per me è diverso perché lui va in giro a portare il prodotto deve venire qua, quindi ho bisogno del vettore, ho bisogno dei vicini, ho bisogno di tante cose. Ma no, ma questo era per ritornare che chi ci fa da ambasciatore, chi ci fa da garante, chi ci fa comunque da fiduciario di chi siamo, nelle nostre aziende siamo noi, ma in generale per il paese sono loro, e quindi vorremmo buttare giù dall'attore chi non va, ma non tanto perché è bravo o no, perché non sei un grande marketing person di chi siamo, appunto, oggi è così. Oggi così come si racconta la storia di un prodotto, dico oggi perché oggi lo la siamo storia del tuo peggio, e paese. ancor più c'è gente che ce la sa fare meglio di noi. Perché dobbiamo dare un valore significante al autentico e politico, credibile, quindi no? performante, e quindi può darsi che le cose siano un po' Il tema diverse. del politico, il problema è che, come dice, secondo me, io non voglio parlare di politica. Nemmeno perché io, ma non stiamo parlando di persone. È un argomento di un dibattuto. No, ma non è politica, sono le persone, no? L'uomo. Sì, esatto, il vero problema è la centralità dell'uomo. Noi dobbiamo riuscire a far sì che le persone migliori della società ritornino a fare politica. Io personalmente lo dico personalmente, per esempio qui in Regione io mi sono sempre trovato bene con partiti totalmente diversi, con persone esponenti, ho sempre trovato gran buon senso, onestamente. Io sono un'istituzione, mi relazione con altre istituzioni, probabilmente nel resto dell'Italia probabilmente non è così come noi possiamo, credo, da un punto di vista imprenditoriale e credo anche di macchina che funziona, perché ribadisco, noi abbiamo tante
istituzioni pubbliche, in primis la mia università, le altre università importanti che abbiamo e altre organizzazioni pubbliche che credo funzionino. Che vanno svecchiate, perché lei ha detto, è stato fatto, adesso non conosco il meccanismo di Ca' Foscari, però di tante università il problema è che sono ancora vecchie, tra virgolette, o così lamentano i giovani che corrono molto veloci e guardano e si confrontano con altre realtà. Il problema è che lei sta in un'istituzione che forse è stata svecchiata in un certo modo, non tutte hanno subito questo, tant'è vero che chi esce dall'università trova difficoltà a incocciare il mondo del lavoro in modo corretto e quindi c'è questo piccolo gap, lo riscontra o no? No, allora io Dipende. Anche lì. Sì, non credo siano leggende metropolitane, adesso io credo, non ho statistiche, ma noi abbiamo un tasso di occupazione, soprattutto nelle facoltà, come posso dire, più vicine al mondo del lavoro. Io arrivo da management, io credo che su 10 laureati 9 hanno trovato il posto di lavoro prima di laurearsi, cioè lavorano nelle aziende, si fermano. Personalmente, questa è la mia piccola statistica, credo comunque le statistiche abbiamo la possibilità di inserire i giovani. Il vero problema qual è? Il vero problema è che noi dobbiamo riuscire a far inserire soprattutto i giovani ad alto potenziale nelle imprese ad alto potenziale, mentre oggi una cosa di cui noi soffriamo è che il giovane ad alto potenziale viene in qualche modo risucchiato, uso questo termine brutto, da istituzioni estere perché vengono a fare la spesa da noi, e questa è una cosa pazzesca, perché quando mi si dice poi è importante internazionalizzarsi, che i giovani vadano all'estero, va benissimo, basta che anche i giovani esteri vengano da noi, perché se invece noi spendiamo un sacco di soldi per avere istituzioni culturali importanti e poi il nostro prodotto viene immesso per aumentare la competitività dell'impresa tedesca, spagnola. Ma noi non siamo appetibili per i giovani esteri, questo è il problema, se non come esperienza. Difatti questo bisogna in qualche modo invertire, riuscire a far sì che, sai, è un problema di inversione di flussi, far sì che i giovani dall'estero rendano in qualche modo, credano che noi possiamo essere appetibili, perché comunque ci sono delle imprese, realtà imprenditoriali e un contesto comunque di vita che secondo me può essere interessante, almeno come un'esperienza nella vita, sì. È uno stesso discorso di attrattività della politica. Noi dobbiamo riuscire a far sì che le persone migliori siano a far politica, perché la politica è quello che poi governa tutto, e dobbiamo riuscire a metterci le persone migliori. Oggi, ripeto, noi probabilmente riusciamo ad avere questa dinamica, probabilmente in altre parti del paese non è così. Comunque il Veneto siamo molto avanti da un punto di vista... Confermo, professore, penso sia uno spunto molto interessante di innovazione anche per l'assessore, cioè creare o chiedere o stimolare le università ad avere un quoziente maggiore di ragazzi da paesi esteri, ma non da un paese, da molti paesi, e paesi magari che siano elemento trainante, perché se le nostre università esprimono diciamo una quoziente estero di ragazzi che sono figli di immigrati qui, abbiamo ben identificato da che area vengono, ma se ci portiamo qualche ragazzo dall'Australia, dagli Stati Uniti a fare l'università con noi, qualche brasiliano, qualche finlandese, allora le cose probabilmente cambiano, perché se noi abbiamo solo i figli di immigrati all'estero che costituiscono la quota estera, non andiamo da nessuna parte. No. Noi dobbiamo saper portare qui qualcuno in più, ecco che è tutto più semplice. Personalmente nel mio piccolo, pur essendo una realtà molto piccola, io ho preso anche dei ragazzi all'estero a fare degli stage in Italia. Mi capita spessissimo che dalla Francia chiedono di venire a fare, per esempio, degli stage in Italia. Sono in qualche maniera agevolati a fare lo stage all'estero anche nel loro percorso studi, cosa che è un po' più difficile spingere i nostri ragazzi nella fase, perlomeno negli ultimi anni è progressivamente aumentata moltissimo, però ecco, spingerli a fare per esempio lo stage all'estero come anche a scuola, così un po' difficile, mentre dalla Francia mi capita anche come scuole nei primi, nel quinquennio, come scuola professionale allungata, che chiedono di venire a fare anche uno stage, e questo è molto interessante, perché vuol dire che c'è una visione di passione che centralizza l'uomo, e siccome concordo su quello che hai detto prima, che la dimensione conta fino a un certo punto, perché l'impresa deve essere, come bene avete detto, significante, e quindi non è più un problema di dimensione se si ha chiaramente un minimo, perché 3 persone fanno quello che possono, 30 già. Noi difatti abbiamo sentito l'esigenza di crescere, siamo a 25 che è il limite dell'artigianato massimo, ma perché abbiamo documentato che a questi numeri possiamo esserlo come tali, ma perché ci servono anche un po' di persone per fare il servizio, ribadisco, al cliente, che è molto importante, per costruire quel qualcosa in più, per dare quell'esperienza, quel significato in più
al perché uno deve venire da noi. Ma sono imprese laboratorio le vostre fondamentalmente, la maggioranza sono imprese laboratorio. Ma anche sul tema dell'attrazione, scusate, cioè io non so, mi capita di andare in giro in università molto rinomate all'estero. Ok, non so, l'università... Yale. Sì, ma Yale, ok, no, cioè l'MIT a Boston, Boston è una bella città e tutto quello che ne segue. Esistono università sperse nel Texas, piene di soldi, che tu arrivi in questo paese e ti viene una tristezza pazzesca, al che ti riempiono di soldi, per l'amor di Dio, hai tutte le facilità, hai biblioteche enormi, però ti viene una tristezza pazzesca. Cosa succede? Che i texani, per esempio noi stiamo stringendo tutta una serie di accordi, il Texas è un paese negli Stati Uniti molto interessante, vuole in qualche modo sfidare la California e ambiscono a creare degli scambi con noi, perché poi invece la differenza è quando uno viene in Italia, magari solo da turista perché poi lavorarci è molto più complesso, però capisce che esiste un contesto culturale, un contesto di capacità, di capire il bello, perché abbiamo 2000 anni di storia. Noi banalizziamo troppo questa cosa qui. No, cioè dobbiamo darci forse anche un peso maggiore. Noi arriviamo a Venezia e non riusciamo a capire che cosa c'è, cos'è Venezia. Perché diamo per scontato, viviamo in realtà dando per scontato tante cose. Forse anche il valore aggiunto può essere valorizzare, apprezzare quello che siamo e che possiamo avere. Siccome devo andare in pubblicità, avevo promesso anche all'assessore che l'avrei liberata perché ha degli impegni, domani deve alzarsi prestissimo. Assessore, una battuta in chiusura, poi andiamo in pubblicità, poi lei potrà andare via, lasciarci, e per cui a conclusione di questo che valore aggiunto voi volete ancora dare? Ma per cercare di far sì che ci siano siano la dedico tanti al professor Bagnoli, che prima ho maltrattato veramente in maniera immeritata, perché devo dire in questi 2 anni ormai che condividiamo dalla nascita del progetto, un progetto che a me ha dato veramente una carica e una motivazione anche proprio per non solo individuare i migliori strumenti per andare incontro alle imprese, ma anche per comprendere quale fosse la responsabilità del dover comunque disegnare in un momento come questo una cornice di politica industriale che fosse condivisa con gli imprenditori e che potesse poi restare in un qualche modo come anche espressione della politica regionale. E quindi io credo sia anche questo poi il valore di questo progetto di cui abbiamo parlato stasera e di cui la ringraziamo anche di aver dedicato una puntata, perché ha dato sicuramente la fiducia fuori a tantissimi imprenditori, ha dato a noi come istituzioni la possibilità di ringraziare questi imprenditori di esserci e di essere oltretutto molto spesso anche ambasciatori del bello, del buono, del fatto bene, che è per me prima di tutto veneto e poi anche italiano evidentemente, ma è stato anche un progetto ed è un progetto che sicuramente avrà ancora molta evoluzione, che ha dato a me e anche a quanti collaborano con me evidentemente quella motivazione importante che ti permette poi anche di non avvilirti rispetto alle difficoltà magari infatti, che la burocrazia, quindi questa è una grandissima dichiarazione pubblica. No, è molto bella, trasmette carica e entusiasmo. Insomma, io credo che ne abbiamo assolutamente bisogno. Perché siamo 2 istituzioni che devono in qualche modo lavorare molto forte. E poi è la prima volta che finalmente la triangolazione tra impresa, mondo dell'accademia e mondo delle istituzioni si trova e ha un comune denominatore su cui lavorare, su cui magari condividere tante future, insomma, pagine di economia e di politica. Un terzo attore che è Alberto Baban, che era presidente di Confindustria Veneto ed è diventato presidente nazionale di Confindustria. Sì. Quindi l'assessore Coppola diventerà il prossimo primo ministro. Per il Veneto sarebbe facciamogli gli auguri assolutamente. Assolutamente sì. Quando mi scongiuri facendo, ma per carità. Allora, ringraziamo ovviamente l'assessore, andiamo in pubblicità, lo lasciamo andare via, noi continuiamo, poi abbiamo ancora uno spazio per poter fare anche il punto della situazione, abbiamo ancora un paio di storie da raccontarvi, pubblicità, tra poco torniamo insieme, grazie.